Amém. Adorare, essere grati, avere questo cuore completamente in gratitudine a Lui. Leggiamo Salmo 116, 1 a 19. Oggi vogliamo camminare in questo senso di avere un cuore sempre grato, e non è soltanto per la nostra mamma, per i nostri figli, ma per tutto ciò che succede. La gratitudine per tutto. Salmo 116. Come comincia questo Salmo? Io amo il Signore, perché ha udito la mia voce e le mie suppliche, poiché ha atteso l'orecchio verso di me. Io lo invocherò per tutta la mia vita. I legami della morte mi avevano circondato, le angosce del soggiorno dei morti mi avevano colto. Mi aveva raggiunto la disgrazia e il dolore. Ma io invocai il nome del Signore. Signore, libera l'anima mia. Il Signore è pietoso e giusto. Il nostro Dio è misericordioso. Il Signore protegge i semplici. Io ero ridotto in misero stato ed Egli mi ha salvato. Ritorna, anima mia, ao tuo riposo, perché il Signore t'ha colmata di grazie. Tu hai preservato l'anima mia dalla morte, e i miei occhi dalle lacrime, e i miei piedi da cadute. Io camminerò alla presenza del Signore sulla terra dei viventi. Ho creduto, perciò ho parlato. Eu ero molto afflitto. Dicevo nel mio turbamento, ogni uomo è bugiardo. Che potrò ricambiare al Signore per tutti i benefici che mi hai fatti? Io alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. Io pagherò i miei voti al Signore e lo farò in presenza di tutto il suo popolo. È preziosa agli occhi del Signore la morte dei suoi fedeli. Sì, ó Signore, io sono il tuo servo, sono il tuo servo, figlio della tua serva. Tu hai spezzato le mie catene. Io ti offrirò un sacrificio di lode e invocherò il nome del Signore. Adempirò le mie promesse al Signore e io lo farò in presenza di tutto il suo popolo, nei cortili della casa del Signore, in mezzo a te, ó Gerusalemme. Alleluia. Preghiamo. Nostro Padre, grazie perché la storia di questa persona non era una storia semplice, ma era una storia di gratitudine. Grazie che possiamo avere questo momento e che tuo Santo Spirito possa riempire il nostro cuore, la nostra bocca, il nostro vita, il nostro cervello in questo momento e che possiamo capire e prendere parte delle responsabilità in te. Guidaci nella tua grazia, nel nome di Gesù. Amém, Signore. Amém. Tu sei una persona grata? Amém. Tu ringrazia Dio per tutte le situazioni, anche la disoccupazione, anche quando c'è una malattia, anche quando c'è una crisi di famiglia, e trasformare questa malattia in grazie Dio. Per vedere la guarigione, per vedere i miracoli, per vedere le azioni, per vedere un Dio soprannaturale che agisce, avere la gratitudine e avere la conoscenza di Dio. Se io non conosco Dio, eu não posso essere grato. Dal momento che io conosco Dio, io so che Lui mi ama. E sapendo che Lui mi ama, Dio comincia a agire in modo favorevole a me. E sapendo che Lui agisce in modo favorevole a me, sta pianificando le cose molto più alte di quello che sto aspettando. Sono le sue promesse.
Se non c'è questo senso di gratitudine per tutto, io sto perdendo il senso di vivere una vita di gioia con il mio Signore, e di adorazione al Signore, e di vibrare, di gridare con il mio Signore. C'è qualcosa che oggi il tuo cuore è grato al Signore? Dica, cosa che tu ringrazia a Dio sempre. Per la mia vita, mia famiglia, la salute, casa, lavoro, salvezza, fede, famiglia, la sua misericordia. Oggi è il tuo compleanno, alleluia. Sei arrivato a 45, no? Com'è bello! Questa settimana a Lucia mi ha chiamato, no? E era, come si dice, disperata, perché ha visto all'ospedale una persona in una situazione difficile. E quando io comincio a vedere le situazioni difficili degli altri, più grato io sono a Dio. Tante volte eu sempre dico a voi, se cominciate a lamentar-se della salute e della tua vita, fa un giro all'ospedale. Va nella parte di oncologia, fa un giro. Comincia a andare nella oncologia dei bambini. Comincia a vedere le situazioni. Fa una chiacchierata con tuo amico di scuola, con tuo amico di lavoro e comincia a percepire la disperazione di queste persone. E quando tu cominci a vedere quella illusione che loro stanno bene, ma non stanno bene. Perciò io devo essere grato a Dio per tutto. Perché la mia vita è nelle mani di Dio. È Lui che prende cura, è questo Dio presente nella nostra storia. E oggi noi non soltanto vogliamo essere il cuore grato per le mamme che noi abbiamo avuto o abbiamo, anche per i nostri figli e genitori, ma avere un cuore grato sempre al mio Dio. E dobbiamo camminare sempre in questa gioia con mio Dio, perché è questo Dio che mi ha liberato di tutte le catene. Questa mattina stavo studiando qua, no? Il senso da dove siamo usciti. Tutti noi eravamo schiavi, prigionieri di sesso, prigionieri della droga, prigionieri dell'alcol, prigionieri dei soldi, prigionieri delle situazioni che sono corrotte nella nostra vita, prigionieri dei nostri desideri cattivi, prigionieri dei nostri pensieri, prigionieri di tante cose. Che cosa Gesù ha fatto per noi? Ci ha liberato. Perciò noi siamo liberi per avere questo cuore grato al nostro Dio. Prima Tessalonicesi 5,18, in ogni cosa, grazie, perché questa è la... Come è bello questo testo. In ogni cosa rendete grazie, perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso... È per me. In ogni cosa il mio cuore deve essere grato, perché questa è la volontà di Dio per noi, perché questa è l'azione di Dio, è questo che Dio desidera di noi. Io devo essere un figlio grato a mio Dio. Quanti di voi avete dei figli qua? E se il tuo figlio non ringrazia, non è grato, ti senti felice? Come è il nostro comportamento, il nostro atteggiamento con Dio? Se io non sono felice perché mio figlio è così, non è grato, non ricorda, non dice neanche un grazie, non sa dire neanche un augurio con il mio compleanno, possiamo immaginare il nostro rapporto di figlio verso Dio? Perché la volontà di Dio è Dio fa tutto per noi, in modo che io sia sempre grato a Lui. Perciò che ci sono tante situazioni nella mia vita che Lui mi protegge delle cose che Lui non mi dà, nonostante che io desidero, perché è una protezione all'anima mia. Ci sono delle situazioni che Dio inserisce nella mia vita, che sono situazioni di protezione all'anima mia, che io non capisco oggi, e può darsi che tra 15 e 20 anni io capirò e dirò a Dio: ti ringrazio per quella richiesta sbagliata che ho fatto e tu non mi hai dato. In quel momento mi sono lamentato e oggi io capisco. Grazie. Perciò il senso della nostra vita è capire per fede che quella situazione è una situazione che merita un ringraziamento a Dio e la gratitudine. Gratitudine è vedere, l'ingratitudine è cieca. La gratitudine è ricordare, l'ingratitudine si dimentica. La gratitudine è parlare, la ingratitudine è il silenzio.
La gratitudine è il regalo, è offrire. La ingratitudine è egoismo. La gratitudine è fare festa, è celebrare. La gratitudine è stare da solo, il nostro lamento. La persona grata, e questo per me è una caratteristica fortissima, la persona grata è felice. La persona grata sa vivere in società, sa condividere con gli altri. La persona grata ama. La persona grata sente l'amore. La persona grata dimostra sorriso e armonia. La persona grata è libera. O quanto è bello la gratitudine. Scusate, Astrid, ma è l'esempio che sempre dico a casa. Quando prima di sposarmi, eravamo fidanzati, eu sempre ho chiesto a lei due cose. Eu não voglio stare dentro di casa con una moglie che si lamenta. E questo ogni settimana eu sempre dico questo a lei. La mia l'unica richiesta, eu não voglio avere dentro di casa una moglie che si... Perché eu não voglio vivere a casa con una persona... E ho detto a lei, grazie a Dio, Dio non mi ha dato una moglie che si lamenta. L'altra cosa che eu sempre chiesto, eu não voglio avere dentro da casa una moglie che alza la voce. Una voce, eu sempre ho detto, Dio, queste due condizioni. Perché io non voglio essere attirato per il lamento, io non voglio essere attirato per quell'atteggiamento bruttissimo. Io voglio essere attirato per una dimostrazione di gratitudine a te. Lamento nelle cose peggiori che può esistere nella vita di una persona. Dio ti ha dato tante cose stupende e meravigliose, e noi tante volte non riconosciamo la grandezza e la bellezza di questo Dio. Tu sei grato ai tuo papà e alla tua mamma? 3-4 persone. Tu sei grato al tuo papà e alla tua mamma? Tu sei grato e dici sempre, mio papà, la mia mamma, io ti amo. Figli, attenti adesso. Quando è stata l'ultima volta che tu hai detto al tuo papà e alla tua mamma, io ti amo? Questa mattina, chi ha detto questo? Alza la mano. Ah, brava. Questa mattina, bello. Quando è stata l'ultima volta, papà, mamma, Dio mi ha dato te. E io sono grato a Dio per la tua vita davanti a me. Io sono grato. Io ti amo. È gratitudine, è gioia, è felicità dentro di... È liberazione, è amare, è manifestare questo che Dio desidera. C'è un detto popolare molto interessante. Una persona ingrata si dimentica di 1000 pranzi che ha mangiato, ma non dimentica di un pranzo che non ha ricevuto. Avete capito? È un detto popolare. Le persone si dimenticano di tante cose belle che Dio ci ha dato, ma per una piccola cosa creano. Noi dimentichiamo tante cose belle che le persone ci hanno fatto, ma per una parola si nasconde tutto. Per uno sguardo non voglio vedere. Per un atteggiamento mi basta. E stiamo dimenticando le cose più preziose della vita, la preziosa di dare valore alle cose belle. E noi non possiamo avere questo atteggiamento. Dobbiamo avere sempre un cuore grato. Perciò una persona grata sa dare valore a un rapporto di intimità con Dio. Ritornando a questo testo di Salmo 116, come comincia? Versetto numero 1 e versetto numero 2. Una persona grata dà valore a avere intimità con Dio. Uma persona grata desidera avere intimità con Dio. Uma persona grata desidera questa presenza di Dio. Io amo il Signore perché ha udito la mia voce e le mie supplica. Versetto numero 2. Poiché ha atteso l'orecchio verso di me e io lo invocherò. Una persona grata, io lo invocherò per tutta la mia vita. Quando una persona è grata percepisce che ama Dio e percepisce l'amore di Dio e ama Dio non per obbligo, per pressione, ama Dio perché desidera, perché è passione, ama Dio perché Dio è nella sua vita. Una persona grata desidera stare vicino a Dio. Una persona grata è qua in adorazione a Dio, non è andare in chiesa. Questo è faticoso, andare in chiesa.
domenica mattina, una domenica come questa, prende la bici e andiamo a pedalare. Ma se io adoro Dio, se io amo Dio, io vengo qua per adorare a Dio. Avete capito o concetto? Io non vengo in chiesa, io voglio adorare Dio. Perché io amo Dio. Io voglio stare con un popolo di Dio che ama Dio. Io amo mio Dio. Io desidero perché il mio cuore è grato. Io vorrei celebrare questo, mio Dio. In tutta la storia biblica, cominciando da Gênesis e vai fino Apocalisse, o senso dell'adorazione comunitaria è ricca, è stupenda e maravilhosa, perché è una riconoscenza di che Dio è stupendo e maravilhoso e agisce in modo favorevole a me. O senso dell'adorazione comunitaria è una manifestazione di gratitudine a Dio. Io non sono qua perché io sono qua. Io sono qua per adorare il mio Dio. Io sto contando le ore e i giorni per arrivare a quel momento che io possa stare con il mio popolo, per adorare il mio Dio, cantare, esprimere adorazione al mio Dio. Una persona grata c'è questa caratteristica. Io amo Dio per tutta la mia vita. Esiste piacere di amare Dio. Esiste piacere per il mio nostro Dio. Esiste piacere di avere intimità con Lui. Una persona grata prega. Una persona grata conosce. Una persona grata condivide. Una persona grata sente la mancanza di quel momento senza Dio. Quando esiste la gratitudine, io voglio stare con questo che mi ha dato tutto. Esiste questa intimità perché esiste una gratitudine eterna per tutta la vita. O Signore ha udito la minha voce. O Signore è presente. Quante cose Dio ha fatto nella tua vita? Ti ricordi di quello che tu eri? Ti ricordi di quello che è successo con Dio nella tua storia? Ti ricordi di quello che tu sei oggi? Io devo celebrare. Le feste nella Bibbia sono le cose stupende per farci ricordare di quello che Dio ha fatto. E oggi Pietro deve fare una festa per ricordare che lui ha fatto e invitare tutta la chiesa. Quale ristorante veramente? Alle tue spese? Ossia, noi dobbiamo fare delle feste per ricordare. Perché che oggi noi stiamo ricordando il giorno della mamma? Nella Bibbia non afferma questo. Non c'è scritto nella Bibbia, una volta all'anno dovete celebrare il giorno della mamma. Non c'è scritto. Va bene, non so come è iniziato questa storia, ma è stupendo. Perché in quel momento eu farò una festa per ricordare che Dio mi ha dato quella persona che mi ha educato, che mi ha formato, che ha fatto le cose stupende e che eu posso dire, mamma, grazie, regalo per te. È così, non è magari. E non esiste festa senza regalo. Tutte le feste verso Dio c'era sempre un regalo. Non esiste festa che io non possa esprimere la mia gratitudine con un regalo. E oggi noi dobbiamo fare questo con le nostre mamme. Se la tua mamma ancora vive, fate questo. Pastore, non c'è nella Bibbia. Non importa, tu sei legalista? Io non sono. Io sono libero per fare una festa per la mia mamma e celebrare e portare a un ristorante e dire, mamma, grazie per tutto. Io sono libero per questo. E noi dobbiamo fare questo. Se la tua mamma vive oggi, per favore, non hai bisogno neanche di venire al culto questa mattina, ok? Va, ma porta la tua mamma al ristorante oggi, anche al McDonald's, non importa, ok? Va bene, Geremia 23, 29 e 13. E o nostro Dio che sempre ti ascolta, è sempre presente. Voi mi cercherete? Voi mi cercherete? Perché mi cercherete? E qua c'è una condizione. Ah, o meu cuore è grato, o meu cuore è felice, o meu cuore è desideroso, o meu cuore è di passione. Quando eu ho bisogno, o meu cuore è veramente completamente umile davanti a Dio, come seconda Crônica 7,14. Quando o meu cuore è in quella condizione, io trovo chi? Il Signore. E Lui mi fa vedere. E questo modo noi possiamo dire che io amo Dio perché Lui mi ascolta e Dio ha voglia di stare con me. Dio desidera stare con me. Dio ama stare con me. Dio sogna di stare con me. Se Dio ha questo desiderio, perché io non posso? È dare questo valore alla grandezza del mio Dio. Quando io parlo
io so che c'è un Dio che mi ascolta. Una delle cose brutte nella vita è quando tu parli con una persona e la persona non ti... Bruttissimo, no? Ma con Dio non succede questo. Io parlo, io grido, io apro il mio cuore e Dio mi ascolta. Perciò io amo il mio Dio. Per tutta la mia vita io adorerò questo Dio. Perciò io voglio stare vicino. Una persona grata riconosce che Dio non abbandona mai. Dio è sempre presente. E la storia di questo personaggio, di questo salmo qua, è fortissima. Nel versetto 2, 3, 3, 4, scusa. No, só no versetto numero 3. Ritorna a Salmo. Versetto numero 3. E qua sono 3 momenti che sembrano un scandalo molto difficili. I legami della morte mi avevano, le angosce del soggiorno dei morti mi aveva raggiunto la disgrazia e il dolore. Tu puoi immaginare la situazione di questa persona? Puoi immaginare come stava vivendo questo personaggio? Ma lui riconosceva che Dio non lo abbandona. I legami della morte è qua. Le angosce del soggiorno dei morti mi hanno preso. Mi aveva raggiunto la disgrazia e il dolore. Io non so che cosa è successo con lui. Ma tante volte noi stiamo in situazioni forse simili a questo, o molto meno, non lo so. E qua era una situazione di disperazione. Ma era un cuore grato. Ma era un cuore grato a Dio. E lui ricorda del grito che ha fatto, lui ricorda dell'ascolto di Dio, lui ricorda dell'azione di Dio, lui ricorda come è stata prima e come era oggi. Perché lui dopo dice, più avanti, versetto numero 5, tu hai preservato l'anima mia della morte, e i miei occhi dalle lacrime, e i miei piedi da caduti. 3 situazioni scandalose, 3 situazioni di liberazione. O senso di essere grato a Dio, non soltanto per quello che Lui ha fatto, ma grato a Dio perché Dio ha permesso tutta questa situazione. E Lui riconosce perché io sono grato e tu non mi hai abbandonato, tu mi hai liberato. Dio è un Dio che non ti abbandona. Io só posso sentire questo Dio presente, che un Dio non mi abbandona nonostante che mi sembra tutto contro di me, quando il mio cuore è completamente grato a Lui, che riconosce a Lui, è la sua presença. Dio ha agito in modo favorevole a quella persona e Dio sempre agisce in modo favorevole a noi. Qual è stato l'ultimo momento di disperazione della tua vita? Sicuramente è successo qualcosa nella tua storia. Sicuramente è successo qualcosa che tu stava dicendo, è finito. Ma in quel momento, è un soffio di Dio e ti dà novamente l'anima. Viene un soffio di Dio e ti dà novamente la liberazione. Viene un soffio di Dio e ti dà la vita. Quante volte tu già hai vissuto questo? E tu sei qui. E Dio ti ha liberato. Quante volte ho vissuto questo? Io sono qui. E Dio mi ha liberato. Quando arriva la situazione qua, Dio soffia e la situazione cala e tu sei libero. Dio non ti abbandona, non ti abbandonerà mai. Perché Dio ti ama. E quando meu cuore riconosce e è grato, io percepisco che questa situazione è un momento. E Lui è presente e agisce e mi libera. Quante cose Dio ha fatto nella tua storia. Non dimenticare di questo. E ti do novamente un altro consiglio. Se tu hai vissuto una situazione difficile e Dio ti ha liberato in quel giorno, nel prossimo anno, fa una festa per ricordarsi di quello che Dio ha fatto nella tua vita. Fa la tua Pasqua di liberazione. Fa la tua liberazione in quel momento e invita le persone e dicano, oggi io farò un giorno, una festa di liberazione. Ma che cosa è successo? Io stavo vivendo così. E Dio mi ha sollevato, mi ha liberato. Io sto celebrando il mio Dio oggi con questo.
Io devo avere un cuore grato a Dio e manifestare davanti a tutti gli uomini quello che Dio ha fatto nella mia vita. È di qua che io ricordo la mia salvezza. La mia 25 di aprile 1981, alle ore 8:20 aproximadamente. È in quel momento che ho detto sì, io riconosco che io sono un peccatore, io riconosco che tu sei il Dio della mia vita e la mia vita è consegnata a te. Nel giorno della tua salvezza è una festa, nel giorno della tua liberazione. Interessante, la mia liberazione è la liberazione d'Italia, no? 25 aprile. Il giorno della mia liberazione io devo ricordare e celebrare, perché Dio è con me e non mi abbandona mai. Non mi ha abbandonato e non mi abbandonerà mai. Io devo consegnare a Lui tutte le mie difficoltà, io devo consegnare a Lui tutto quello che non ce la faccio. Perciò che Dio inserisce nella mia vita tante situazioni che io non ce la faccio. È Dio che fa questo, a modo che io possa ritornare a Lui e dire: Dio, è con te. E Dio dirà: ah, hai imparato, Caio? Vieni qua, mio figlio, adesso ti darò la liberazione. Possiamo stare vicino? Stiamo vicino. Perciò se c'è una crisi, Dio sta dicendo: vieni, staremo vicino adesso. Terzo punto, una persona grata rinnova impegno, responsabilità com o Signore. Versetto número 9. Che cosa dice? Io mi fermerò, io camminerò alla presenza del Signore sulla terra del vivente. Lui ha vissuto quella grande esperienza, ma adesso lui rinnova i suoi voti e la sua responsabilità. Io camminerò nella presenza del Signore sulla terra dei viventi. L'adorazione esistirà nella mia bocca, l'adorazione sarà il mio vivere. Io adesso camminerò sempre con questa presenza di Dio. Non ci saranno più situazioni puntuali che mi toglieranno di camminare con il Signore. Non ci saranno delle situazioni che mi abbandoneranno di continuare a camminare in adorazione al mio Signore. Non ci saranno delle situazioni che il diavolo inserirà nel mio cuore, che io darò ascolto a Lui e abbandonerò tutto quello senso di camminare con il Signore. Perché il mio voto, la mia presenza adesso è ricordare le cose più preziose e grandi che il Signore ha fatto. E adesso il mio voto, la mia responsabilità è camminare sempre con il mio Signore. Noi tante volte abbiamo questa tendenza di usare un cancelletto delle cose preziose che Dio mi ha dato. E io non posso usare questo cancelletto. E devo usare, come si chiama quello che... evidenziatori, per lasciare chiaro. Io non posso dimenticare le grandi cose che Dio ha fatto per me. Io non posso cancellare. Eu devo evidenciar em ogni momento. Eu não posso dimenticare. Eu devo ricordare in ogni momento. Perciò il mio voto adesso è per quello che tu hai fatto. Io prendo responsabilità di camminare con te. Versetto numero 12, un testo che noi conosciamo a memoria. Che potrò ricambiare ao Signore per tutti i benefici che mi ha fatti. Che cosa io posso dare ao mio Signore? Per tutti i benefici che mi hai fatti. La gratitudine va oltre a questo senso di adorare, va al senso anche di adorare con l'offerta. Ricordare e offriva, celebrare e offriva. O sacrifício non è un avanzo, un sacrifício è dare tutto quello che esiste in me verso il Signore. Che cosa io posso ricambiare con il Signore? La tua vita è consacrata al Signore. La tua vita è consacrata al Signore? Il tuo corpo è consacrato al Signore? È il tempo dello Spirito Santo. La tua vita è completamente nella mano del Signore. La Bibbia nel Nuovo Testamento dice sacrificio gradito ao Signore, spirituale. La mia vita deve essere un sacrificio gradito e spirituale ao Signore. Che cosa io posso ricambiare per tutto quello che Lui ha fatto per me? Perché se io non sto offrendo questo sacrificio al Signore, io sto dicendo, io non riconosco i benefici che tu hai fatto per me. Io só posso riconoscere nel momento che io sto offrendo un sacrificio al mio Signore. Come che comincia la storia del sacrificio nell'Antico Testamento? Portare al Signore che cosa?
Portare al Signore che cosa? Le primizie. Che cosa le primizie? O meglio. Che cosa eu devo portare in sacrifício ao Signore? È l'agnello. Un agnello pieno di difetto? Perfetto. Qual é o sacrifício que o Signore mi portou? Un agnello perfetto, Cristo Gesù sulla croce. È quello sacrifício che il Signore mi portò. Mi ha dato Cristo Gesù 33 anni senza peccato, perfetto, sulla croce, perfetto per me. E ora, che cosa io devo retribuire al mio Signore? Se non c'è un sacrificio, le primizie, l'agnello perfetto, le cose più preziose della mia vita, non esiste offerta gradita al mio Signore. Eu não estou falando delle decima e offerta. Non sto parlando di questo. É compreso questo. Eu estou falando della minha vita ao Signore. Eu devo vivere, consacrare le prime preziose cose della mia vita al mio Signore. Se io non faccio questo, non riesco a essere grato al mio Signore. Non è perché mi ha avanzato 5 euro, adesso comprerò un regalo per la Astrid che nel suo giorno di compleanno mi ha avanzato Astrid 2 euro. O sono andato al ristorante, sono andato a fare una bici di là, sono andato a fare questo e solo ce l'ho 5 euro o 2 euro. Va bene questo regalo per te? Lei dirà sì. Sorriso giallo. Mio Dio non è sì. Mio Dio rifiuta. Perché Dio non vuole un agnello pieno di difetti. Dio non vuole le cose che non siano le primizie. Dio non vuole le cose che non siano perfettamente il meglio della mia vita. Dio vuole un sacrificio gradito a Lui. È Lui che inserisce le condizioni. E chi sono io per discutere con Dio se è questo o questo? No, è Lui. Perché Lui ha dimostrato dando suo figlio il più perfetto per me. E mi ha insegnato, Caio, ha imparato, vai faccia. Vuoi offrirmi un sacrificio? Meglio. Consacrazione completa della nostra vita. Prima Pietro. Anche voi, come pietre viventi, siete edificati per formare una casa spirituale, un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali. E tante volte le persone dicono, ma sacrificio è l'Antigo Testamento. È nuovo. Romani, sacrificio, è Nuovo Testamento. Efesini, sacrificio, è Nuovo Testamento. Noi dobbiamo offrire sacrifici spirituali gradito ao nostro Signore. Gradito a Dio per mezzo di Cristo Gesù. La nostra offerta a Dio non è una cosa semplice. Non è qualcosa senza valore. È un migliore. Un cuore grato. Offre il migliore ao nostro Dio. Perché ama. Perché è grato, perché dice, Dio, tu meriti. Dio, tu meriti. E quando sto dando a Dio quello che mi avanza, le briciole, sto dicendo, è quello che tu meriti. Non so qual è la grandezza del tuo Dio. Non so. La cosa importante oggi è vedere il mio tempo, è vedere i miei valori, è vedere le mie priorità, è vedere i miei interessi, se veramente questo è gradito al mio Dio. Versetto numero 14 di questo brano. Io pagherò, io adempirò, io farò i miei voti al Signore e lo farò in presenza di tutto il suo popolo. Io pagherò. Perché Dio ha fatto. Io sono grato. E tutti i voti che ho fatto con il mio Signore, io farò. Quante volte noi diciamo, facciamo un voto con il Signore e dopo, per una piccola sciocchezza, per una cosa ridicola, diciamo, non continuerò più. Se io ho fatto un voto al Signore, io non posso tornare dietro.
Avete capito? Il voto è al Signore. E se abbiamo timore di questo Signore, io pagherò, io adempirò i miei voti al Signore. Non esiste situazione che impedisce di continuare con i miei voti. Perciò la storia di questo Salmo 116 è di un personaggio che era in difficoltà, in dolore, era un personaggio che era davanti alla propria morte, era un personaggio che faceva delle feste, celebrazioni, era un personaggio che ha vissuto dei tradimenti, era un personaggio che ha vissuto dei sorrisi di pianto, era un personaggio che ha vissuto o desiderio di mollare, ma anche o desiderio di continuare. La storia do Salmo 116 è un personaggio come noi, uguale a noi, ma che ha imparato a vivere in intimità con il Signore, com um cuore completamente grato a Lui. Um personaggio com um cuore simile a noi, perché non è niente diverso di noi. Perciò un cuore grato celebra e non esiste difficoltà che possa impedire di continuare a manifestare quello che Dio è. E continuare a essere sempre, sempre grato, Signore, com gioia, com vita, com grinta, com desiderio, perché io amo questo mio Signore. Avere sempre questa gratitudine. Tu sei grato? Ringraziamo. Ringraziamo il nostro Dio. Se la tua mamma è vicino a te o no, sei vicino alla tua mamma. Oggi è il giorno della mamma. Simone può venire qua davanti alla tua mamma. Vittoria può venire qua, non c'è nessun problema. Dove è la tua mamma e i tuoi figli? Sei vicino. E può prendere la mano, abbracciare, non c'è nessun problema. È preziosa, è preziosa. Nosso Padre, quando leggiamo la storia di questo personaggio, vogliamo scappare. Abbiamo quel desiderio umano di rifiutare questa storia nella nostra vita. Tribolazioni, angoscia, il latte della morte vicino a noi. No, non è questo che io vorrei. Ma tante volte tu ci permetti questo, in modo che io possa stare più vicino a te, in modo che io possa ritornare a te. Quante volte, Padre, eu estava caminhando, pensava que estava bem, mas não era como tu volesse. E tu hai permesso di una situazione difficile in modo che io potessi gridare a te novamente e ritornare a te e pagare i miei voti, adempire i miei voti che ho fatto con te. E oggi, oh Padre, che cosa eu posso ricambiare, che posso dare per tutti i benefici che tu hai fatto? Perché tu mi hai liberato, Padre. Tu mi hai liberato. Tu mi hai protetto. E hoje, oh Padre, eu vorrei offrire la mia vita in sacrificio gradito a te, come un sacrificio spirituale a te. Eu vorrei offrire, oh Padre, quello che c'è di più prezioso ai miei occhi a te. È la mia vita. Quando ricordiamo la storia di Anna, quella mamma che offre quello che è più prezioso a lei, che era il suo figlio Samuel. Lei offre e ti dà. E ti insegna, Padre, che quello che per me che è più prezioso è quello che deve appartenere a te. E che le mie mani possano essere aperte. Offrire a te. Perché io sono grato, noi siamo grati per tutto il bene che tu hai fatto per noi. Io sono grato e noi siamo grati perché tu hai ascoltato la nostra voce.
Nós siamo grati, Padre, perché Tu hai ascoltato il nostro grido e la Tua compassione e misericordia si è manifestata. Siamo grati per tutto, perché Tu mi hai liberato, ci hai liberato, Padre. Ti ringrazio per la storia di questo personaggio che io non conosco, ma ha raccontato questa storia. Che la nostra storia come vita, come popolo, sia questa storia di gratitudine eterna a Te. E pubblicamente, proclamare pubblicamente, pagare i voti pubblicamente, offrire pubblicamente, perché è quello che Tu desideri da noi. In nome di Gesù. Grazie, Padre. Amen, Signore. Amém. Que Deus vi benedica, popolo di Dio. Dio ti ha dato la salvezza, Dio ti ha dato la pace, Dio ti ha dato l'amore, Dio ti ha dato sicurezza, Dio ti ha dato serenità, Dio ti ha dato tanta ricchezza, Dio ti ha dato tante cose. Perciò siamo grati a Lui. Amém?